del nostro professore. Se dobbiamo prendere a lettera quello che ha detto il Presidente, vi saluto e ve ne vado. Beh, cerco di ritirare la dose perché, visto questo titolo, che è un titolo proiettato al futuro, cosa farà da grande l'Europa, e visto il contrasto con questo pensiero su un'Europa bambina che deve crescere, ciò che sta avvenendo da alcuni anni a questa parte, e soprattutto da quando la guerra è tornata protagonista, ahimè, nel nostro continente, la prima domanda brutale che mi sentirei di porti, quando intorno a noi sentiamo parlare più spesso di Occidente che di Europa, quando vediamo paesi facenti parte dell'Unione Europea che sembrano più preoccupati di aderire all'alleanza militare atlantica, alla NATO, che non a integrarsi e a chiedere una maggiore integrazione europea. Anzi, alcuni di questi paesi che fanno parte dell'Unione, cito la Polonia che sta su quel confine caldo, hanno codificato addirittura, per questo entrando in conflitto con Bruxelles, che le leggi statali debbano prevalere sulle normative comunitarie. E dunque in questo momento la NATO per loro sembra essere più importante dell'Unione Politica Europea. Allora, brutalmente, la prima domanda su cui vorrei riflettere con te è: può esserci spazio in futuro per quella che noi abbiamo amato e della quale ci siamo sentiti cittadini, in quanto è una superpotenza pacifica? No, questa è stata l'Unione Europea in termini economici e di numero di abitanti, una grande superpotenza, però una superpotenza non per nulla minacciosa sul piano militare. Nel mondo di oggi e di domani questo è ancora verosimile? La domanda è complicata, la risposta è semplice: se non ci mettiamo assieme non contiamo nulla. Cioè, il mondo è ritornato a essere un mondo bipolare. Abbiamo due grandi potenze che si dividono non solo militarmente il mondo, ma si dividono anche ideologicamente il mondo. E noi non contiamo nulla quando siamo divisi. Cioè, prendiamo le cose concrete. Quando la NATO si è ritirata dall'Afghanistan, non solo senza trattare, ma senza neanche avvisarci, abbiamo imprecato, ma era ovvio che gli americani consultano 30 paesi diversi fra di loro, devono mettere d'accordo per un'azione militare, era ovvio che finiva così. O noi ci mettiamo assieme oppure non contiamo nulla. Allora la risposta a una domanda complicata è molto semplice: o noi la finiamo con la unanimità a livello europeo, oppure continuiamo a Credo che questo nodo è molto presto, perché è di questo pomeriggio la notizia che il Parlamento europeo ha approvato la relazione che avvia una procedura nei confronti dell'Ungheria, sospendendo il 70% dei progetti di finanziamento a quel paese, in quanto l'Ungheria infrange alcuni principi fondamentali di Stato di diritto e di concezione della democrazia dell'Unione stessa. L'Ungheria è il paese che ha votato contro diverse, quindi ha imposto un diritto di voto anche su diverse questioni attinenti alle scelte energetiche nell'emergenza del confronto con la Russia, che ha mantenuto un rapporto di collaborazione con Putin quando tutti gli altri lo interrompevano. Come dire, tu pensi che si arriverà all'incidente? Adesso, siccome abbiamo promesso
ci impegniamo a non parlare della campagna elettorale italiana, non diremo chi ha votato a favore e chi ha votato contro a Strasburgo. Questa è l'iniziativa. Ma che fariseismo! del diritto di veto e del voto all'unanimità è qualcosa che però provocherà conseguenze politiche rilevanti per i nuovi rapporti di forza che si determinano in Europa. Su questo dopo ho qualcosa. Non c'è dubbio, però, scusate, ma con l'euro è stata fatta la stessa cosa. Nell'euro hanno aderito 11 paesi, adesso sono 19, ce ne sono quindi 8 che sono fuori, la Gran Bretagna che è uscita non ha mai aderito all'euro e l'euro è diventato un punto fermo dell'Europa. Per la cattiva gestione della crisi finanziaria non siamo pari al dollaro, ma avevamo l'occasione. Guardate che cos'è l'Europa. Quando si discuteva dell'euro, no? Io avevo i rapporti ogni anno, i rapporti bilaterali con la presidenza cinese e erano interessantissimi perché a questi dialoghi si va con un dossier alto così in cui c'è dentro tutto, dalla marmellata agli ingranaggi, eccetera. Il presidente cinese non ne sfregava niente, solo l'euro, che diciamo qualcosa dei banchieri. E davvero scompariranno il marco e il franco della lira, non mi chiese niente. È vero che ci sarà un biglietto comune, sì, dico, è vero che non potremo prendere le nostre riserve e non dimenticherò mai la risposta. Allora avremo tante riserve in dollari quanto in euro, perché se accanto all'euro c'è il dollaro c'è anche posto per il renminbi, per la nostra moneta, cioè il concetto che l'Europa poteva costruire un mondo multipolare con la NATO, con gli Stati Uniti, tutto quello che con la permanenza della NATO, ma con un suo ruolo di forza e di trazione. Questo è quello che era il messaggio che arrivava. E da allora, attenzione, da allora la democrazia, cioè il nostro modo di vivere, non ha fatto altro che arretrare nel mondo. E l'autoritarismo è aumentato ovunque, Filippine, Cina, Asia centrale, in metà dell'Africa. Quelli che erano stati eletti democraticamente non si vogliono più dimettere perché, eccetera. Quindi poi l'America Latina, il Brasile, la tentazione americana, E beh, allora voglio dire, attenzione, che questa è la grande sfida del mondo, cioè una Cina che non dice più, come allora diceva, noi siamo comunisti, rimaniamo comunisti, però c'è un rispetto per la democrazia, c'è un mondo pluralista. La Cina di oggi, sì, dice semplicemente non consegniamo le cose e voi non le fate, voi litigate, discutete e tutto il mondo guarderà. Questa è una sfida drammatica che noi dobbiamo affrontare. Cioè, l'Europa è indispensabile che sia unita perché questa sfida sia pacifica e perché possa attrarre attenzione nei paesi, ad esempio, africani, eccetera. No? Mentre invece divisi, noi, l'Africa è un altro esempio, come aiuti statali, come aiuti, l'Europa è il principale donatore dell'Africa, ma talmente frammentata nei diversi paesi, talmente contraddittoria, che alla fine è la Cina che detta i rapporti con l'Africa, è la Cina che fa l'unificazione del continente. Allora, per questo dico, la politica europea è indispensabile
per la salvaguardia dei diritti. L'hai fatto bene prima a partire con la domanda dei diritti, perché l'Europa è fondata su questi diritti. E attenzione che è importante che venga presa una decisione nei confronti dell'Ungheria, molto importante, perché non è una questione della scelta politica dell'Ungheria, ma dei comportamenti del governo ungherese. Quando in Austria vinse Haider, io mi ricordo la lite che fece con Chirac, perché voleva prendere decisioni violente nei confronti dell'Austria. Io gli ho detto no, le elezioni si rispettano, sono le decisioni successive che noi dobbiamo giudicare. E lì mettiamo l'Austria in difficoltà, cioè la fiducia della democrazia. Certamente se ci sono delle forze politiche come quelle che hanno votato a favore e che tu non nomini, a favore dell'Ungheria oggi, se ci sono delle forze politiche che con questo ritengono che la legge nazionale sia superiore a quella europea, l'Europa è finita semplicemente. Ma questo è un punto decisivo. Questo è un punto. Dovrei approfondirlo, perché dietro mi viene da dire una ideologia, o se vogliamo dargli dignità, come dire, una postura culturale. Cito Viktor Orban, il 20 luglio scorso in Transilvania a un forum universitario dei paesi di quell'area, quindi Ungheria, Slovacchia e Romania, dove lui interviene e testualmente dice: non vogliamo mescolarci con altre razze extraeuropee. Entro il 2050 in Europa occidentale non esisteranno più nazioni, ma solo una popolazione incrociata. Qui, nel bacino dei Carpazi, lottiamo contro un destino simile. Questo è, diciamo, il profilo culturale. È per questo che deve essere pulito, non perché ha vinto le elezioni, ma questo è anti-Europa. Questo è contro i diritti fondamentali dell'Unione Europea. Però, siccome esiste, allora ci vuole il voto, bisogna finirla con unanimità, perché si possono prendere dei provvedimenti contro colui che va fuori. Ecco, al fine di perseguire un progetto culturale di questa natura, che in Polonia ha assunto un'altra declinazione, in Slovacchia, in Repubblica Ceca, tutto un po' diverso, ma il denominatore comune è quello che viene autodefinito da chi lo promuove del sovranismo. Io mi sono portato dietro, perché lo considero un testo cruciale, diciamo, per esaminare la relazione introduttiva che venne fatta proprio a Roma, al Plaza Hotel di Roma, ed era il 2020, non una vita fa, al convegno del National Conservative Conference, presente Orban, come ospite d'onore, presidente di quella manifestazione, colei che oggi è assolutamente, diciamo, favorita a diventare capo del governo italiano, dove la relazione introduttiva sulle virtù del nazionalismo era tenuta da un intellettuale israeliano ultraortodosso, Rio Manzoni, il quale proponeva uno schema interpretativo condiviso da Orban, condiviso anche dagli esponenti italiani, polacchi, francesi presenti, che era il seguente: l'Unione Europea ha una ideologia politica liberal imperialista, è diventata uno dei potenti agenti che fomentano odio e intolleranza nel mondo occidentale, bisogna ribellarsi agli organismi provvisti dell'autorità di assumere deliberazioni vincolanti per tutte le nazioni sulle tematiche di guerra e di pace, e di conseguenza non dovremo cedere nemmeno il più infinitesimal
infinitesimale frammento della nostra libertà a qualsivoglia organismo straniero o a sistemi normativi estranei non determinati dalla nostra nazione di appartenenza. Cioè la sovranità è della nazione, è del nostro Stato, le leggi del nostro Stato prevalgono su qualsiasi normativa comunitaria. Questa è la negazione dell'Europa. Questo però la Polonia sta approvando. Ma siccome a governare ci vuole anche pazienza, l'aver cominciato dall'Ungheria secondo me è saggio. Cioè le battaglie. Da uno Stato più piccolo. Sì, no, non solo, ma lo fai a uno. Orban, per il suo carattere anche, ha esagerato e quindi tu trovi una maggiore adesione in questa decisione specifica. Tu avresti una solidarietà molto più forte se tu mettessi Polonia, Stati Baltici, eccetera, in un'unica decisione. Sarebbe molto più difficile da prendere questa decisione. Anche perché gli Stati Baltici... No, attenzione, è la prima volta che viene presa una decisione che taglia i finanziamenti. È un fatto storico questo, non è una piccola cosa. Che venga presa su un singolo paese, secondo me, ha una duplice spiegazione, una di tattica, come ho detto prima, e una anche di contenuto, perché Orban è stato più esplicito di Kaczynski nel fare questa affermazione. Kaczynski riesce alla fine a ammorbidire queste cose, no? Le mette sotto il velo della Madonna, dei santi, no? Invece Orban è più specifico e diventa impossibile fare mediazioni nei suoi confronti. Allora te lo chiedo subito. D'altronde, per alleggerire la serata, la prima volta che incontrai Orban a Palazzo Chigi, lui era il primo ministro per la prima volta, era un ragazzo ancora, eravamo a cena e io avevo insegnato economia da 25 anni e la prima cosa che dissi: caro professore, io adesso le spiego come funziona l'economia di mercato. Quindi questo è il quale Orban, mandato a studiare economia a Londra con una borsa di studio pagatagli da George Soros, tuo compagno di corso, se non sbaglio, alla London School of Economics, e poi sappiamo, diciamo, come ha espresso la sua riconoscenza. L'ho vissuto quotidianamente, no? Ripeto, questo è proprio il carattere estremizzante, no? Però in questo momento in cui si infiammano gli animi anche per la guerra, per queste cose, è chiaro che lui gioca la tattica estrema, poi ha appena vinto le elezioni e quindi si ritiene, come dicono a Roma, impunito, cioè del tutto. Quindi il fatto che venga presa una decisione è importantissima, perché coerentemente, se si segue quanto dice Orban, si chiude l'Europa e basta, non c'è più niente da fare. Ma allora guardate che veramente nel mondo che ho brevemente descritto prima, noi non contiamo più nulla, neanche la Grande Germania. Mi lasci fare un piccolo inciso su questa vittoria elettorale di Orban, perché credo che contenga una, ideologia anch'essa, che non dobbiamo sottovalutare, perché riguarda proprio la natura maligna del nazionalismo, e che è qualcosa che accomuna molto il piccolo Orban al grande Putin. Che cosa? Orban ha vinto nettamente le elezioni anche perché ha fatto votare, ha introdotto una riforma costituzionale che ha concesso il diritto di voto ai magiari, agli ungheresi che vivono fuori dai confini nazionali dell'Ungheria, vivono in Slovacchia, in Serbia e in Romania, e che lui considera irredenti, considera minoranze oppresse. E la sua forza politica è questa. Aspetta. L'ideologia, cioè, è che io, in quanto capo della nazione ungherese, mi arrogo il diritto di proteggere i miei, se necessario anche con la forza, anche fuori dai miei confini. Esattamente quello che ha motivato Putin a proteggere i russi che vivono in Ucraina. E quello che a un certo punto
appunto, quando c'era un governo di destra in Austria, prima che cadesse, aveva ipotizzato di dare il passaporto austriaco ai cittadini di Bolzano di lingua tedesca, perché anche loro dovevano avere la protezione di Vienna. Okay. Questo è il nazionalismo, nel quale l'Unione Europea è l'unico antidoto prezioso. Ma però siccome è una fortissima eredità del passato, noi dobbiamo esercitare fermezza dei principi, ma avere anche pazienza nella sua messa in atto. No? Per quello che dico, in fondo, in una prima fase, distinguere fra Ungheria e Polonia non è politicamente sbagliato. Senti, te lo devo chiedere a questo punto. Il 1° maggio del 2004, te presidente della Commissione a Bruxelles, è il giorno in cui 10 paesi, di quali abbiamo appena citato, Baltici, Polonia, Slovacchia, Ungheria, 75 milioni di abitanti diventano membri dell'Unione Europea, e c'è chi te lo rimprovera dicendo ci siamo messi in casa questa gente. Hai ragione, però uso il verbo all'imperfetto. Me lo rimproverava dopo la guerra ucraina. Vanno un po' adagio a rimproverare, perché quando pensano se la Polonia fosse nella situazione dell'Ucraina, alla fine sarebbe molto peggio. Allora, fino a pochi mesi fa, tanti mi rimproveravano l'allargamento. Oggi molto meno. E io ti dico con fermezza che noi dovremmo concludere presto l'allargamento in Europa e poi chiudere. Concludere come? La Jugoslavia, ex Jugoslavia e Albania e Amen come membri. Poi creare, e lo proposi nel 2002, ma mi venne bocciato dalla Gran Bretagna, ovviamente, l'anello degli amici, cioè tutti i paesi attorno all'Europa. Le associazioni, come quella che anche Kiev chiedeva. Uno per uno, dalla Bielorussia, Siria, Israele, fino al Marocco. Tutti i paesi intorno all'Europa, a uno non entreranno nell'Europa, ma potranno avere un rapporto privilegiato e particolare con l'Unione Europea. Ci vorranno anni, ma i disegni che cambiano il mondo hanno bisogno di anni. In questo momento l'Europa non sente questa necessità, proprio per le suddivisioni. Ma anche i singoli stati nazionali sembrano avvertire comprensibilmente urgenze maggiori. Penso a una nazione che nella sua storia, come la Svizzera, è stata sempre neutrale, parlo della Svezia, abbiamo visto anche i risultati elettorali dell'altro giorno, penso alla Finlandia, che oggi avvertono l'urgenza di entrare nell'alleanza militare come prioritaria. Questo, data la storia dell'Unione Sovietica, è sempre stato così. Quando io trattavo con i paesi per l'allargamento dell'Europa, c'era un vero entusiasmo per l'Europa, ma prima c'era la NATO. E io dicevo, ma guardate che era più urgente però. Guardate che l'Europa vi garantisce la sicurezza, non c'è problema. Sì, però per me l'unico limite era, qui è un mistero della storia, no? Gli americani dicono di no, i russi dicono che gli americani, caduta l'Unione Sovietica, si erano impegnati a non portare la NATO ai confini della Russia. Qui i documenti non ce ne sono, io ripeto solo le due posizioni che ho sempre avuto. Putin mi diceva c'è un impegno americano, gli americani dicevano non c'era nessun impegno. Ma scusa, gli americani, ma non solo loro, dicono anche, guardate che era la Polonia, era la Lituania a chiederci pressantemente di entrare nella NATO, non siamo noi che siamo andati. Questo è verissimo, te l'ho detto io per primo, che loro mi chiedevano che priorità era la NATO. Però allora l'intelligenza politica dice, ma vogliamo creare degli stati cuscinetti, come ci insegna
la diplomazia da tanti anni o no? Come dice Kissinger, tra l'altro, no? Questo invece non è stato fatto, e nella paura della guerra d'Ucraina anche paesi che erano assolutamente anti-NATO, come la Finlandia e come la Svezia, hanno chiesto di aderire alla NATO, cioè le cose sono cambiate per la paura e l'aggressività ma lì ci sono stati dei cambiamenti colossali. Se io racconto come sentì la prima volta nominare Vladimir Putin, voi non ci crederete, mi telefonò Gorbaciov che voleva vedermi, venne da me, abbiamo una lunga conversazione, dice: guarda, io ti volevo dire che in Russia sta salendo al potere un uomo che ha un bruttissimo convite per voi, perché nasce dal KGB, dalla polizia segreta, ma è l'unico che può salvare la Russia e tenerla amica dell'Europa. Si chiama Vladimir Putin ed è la prima volta che ho sentito nominare questo strano nome. E successivamente io ho assistito a un vertice NATO-Russia a Parigi, in cui si andava assieme, no? Ma gli americani erano favorevoli a questo vertice, no? Io vorrei esaminare con te questo infrangersi della possibilità e della speranza che anche tu nutrivi di un rapporto armonioso tra l'Unione Europea e una Russia in transizione democratica. Perché invece accade il patatrac? E consentimi di fare un brevissimo passo indietro, che ti porta al dicembre del 1994, Memorandum di Budapest. Dopo la dissoluzione dell'Unione Sovietica, l'Ucraina si trova a essere la terza potenza nucleare al mondo, perché diversi depositi di bombe atomiche erano in Ucraina. Ma anche tutte le fabbriche di aeroplani. Esatto. A quel punto sono gli Stati Uniti e Clinton e sono gli occidentali a ritenere, c'era Yeltsin, non c'era ancora Putin, a ritenere che sia meglio fare un trattato che sottoscrivono a Budapest appunto nel dicembre del 94, nel quale l'Ucraina, non solo l'Ucraina ma anche la Bielorussia e il Kazakistan, ma fondamentalmente l'Ucraina, consegna tutto il suo arsenale nucleare a Mosca e l'Occidente è più tranquillo in quel momento. In cambio Mosca sottoscrive l'intangibilità dei confini attuali dell'Ucraina. Cioè, questo è il punto di partenza, è un patto di fiducia tra Stati Uniti e la Russia. Avvenuto in un momento in cui la Russia era di un'estrema debolezza e con questo gli Stati Uniti confortano il potere russo, ma sapendo che rimane assolutamente limitato. Guardate, quando arriva Yeltsin al potere in Russia, la Russia perché Putin è diventato così forte? Perché Yeltsin aveva sostanzialmente umiliato la Russia, insomma. Citavo prima il vertice di Parigi, ma ci sono delle cose al mondo che, sentite, era il vertice NATO-Russia, no? Cioè, questa roba rotonda che vedete alla televisione, no? Tutti intorno, e Chirac a Parigi fa il grande discorso inaugurale, no? Come fanno i presidenti francesi, che è una roba inarrivabile. Io amo la Russia, sono stato educato nella cultura russa, Dostoevskij, Tolstoi, Pushkin, tutto russo. Si alza Yeltsin e dice: io la cultura francese, per me e comincia Rembrandt, Van Gogh e fa 10 nomi sento francese. Voi immaginate un'assemblea internazionale, il vero dramma. Il primo ministro olandese che era vicino a me mi dà un calcio e dice: devo reagire. Dico: no, per carità. Però attenzione che noi abbiamo molto approfittato di questa Russia. E quando Gorbaciov venne a dirmi di questo, lui intendeva proprio dirmi: riporta una Russia, la farà democratica e amica dell'Europa. E fu il suo grande sbaglio. Però per anni
stampa Unione Europea, Russia, un giornalista molto autorevole chiese a Putin e a me quando la Russia entrerà nell'Unione Europea. E ovviamente io ho risposto, non è cosa, Putin ha risposto non è cosa perché è troppo grande, ci sarebbero due capitali, ma non era, siamo nemici. Sì, ma aggiungici che poi quando Putin, sviluppa questa riscossa col pugno di ferro della Russia, coincide anche, ahimè, con l'11 settembre del 2001, cioè Putin va al potere nel 99, spietatamente reprime la Cecenia e l'Occidente chiude un occhio, manifesta una certa indulgenza perché il terrorismo islamico era un grosso problema anche per noi, per cui capi di Stato occidentali guardano con ammirazione alla durezza di Putin in funzione anti-Al-Qaeda, no? Infatti la guerra di Cecenia è stato il momento in cui Putin ha affascinato il suo paese mostrando la forza e nello stesso tempo ha detto all'Occidente io vi difendo. E ha affascinato le destre europee, lì è diventato un beniamino di tutti i conservatori europei. Nello stesso, pensa la complicazione del momento, nello stesso momento in cui facevamo i vertici con un avvicinamento, un giorno chiedo a Putin, dico, senti, c'è una ONG italiana, si chiama Emergency, vorrebbe fare un ospedale a Grozny, dove c'era la guerra, in Cecenia, la capitale della Cecenia, no? 50.000 morti solo in quella città. E allora dico, secondo me ti conviene, è una cosa buona, fai bella figura. Secondo, controlli come ti pare. Terzo, se hai bisogno di un minimo colloquio internazionale, hai una zona neutra. Questo fa il giro della sala, dice è interessante, fa il giro della sala e poi ad alta voce dice Romano, tu hai la cittadinanza russa? Io lo guardo e dico, ma sei matto? Dice, non parlo di Cecenia con uno che non è cittadino russo. Avete capito la doppia? E qui è la chiave. Putin non ha mai guardato all'Unione Sovietica, ha sempre guardato alla Sacra Russia dello Zar, cioè Chiesa ortodossa, Russia, razza russa, come hai detto tu, nazionalismo. Etnonazionalismo e l'ortodossia che lo chiude. Infatti io ho ritenuto che la tensione alla guerra non ci pensavo, anzi, avrei scommesso un milione che non veniva, quindi ho sbagliato tutto. Ma la tensione fra Ucraina e Russia era ineliminabile quando il patriarca di Mosca ha diviso la Chiesa ortodossa russa da quella, ha reso autocefala, come si dice, cioè autonoma la Chiesa ortodossa ucraina da quella russa, lì il momento. È un vecchio consigliere alla difesa degli Stati Uniti, Brzezinski, che diede questa definizione lapidaria secondo la quale la Russia con l'Ucraina è un impero, la Russia senza l'Ucraina non è più un impero. Ed mi sembra perfetto. Ma anzi, Brzezinski diceva la Russia con l'Ucraina ritorna a essere l'Unione Sovietica, la Russia senza l'Ucraina è una Russia piccola. Certo, comunque è impero zarista. Però e qui adesso stanno combattendo su Kherson, nella cattedrale di Kherson è sepolto il principe Potiomkin, l'amante di Caterina che fondò Odessa. Questo è l'intreccio profondo di quelle terre. Ma io qui, scusa, ti rivolgo a una domanda anche di natura più personale, perché tu hai sviluppato una lunga relazione con Putin, certo, nella speranza e nella convinzione che ci potesse essere un'integrazione e una cooperazione pacifica con la Russia, che anche lo scambio. Sono usciti dei documenti. Sai, Kissinger dice ci sono 3 potenze nucleari al mondo, lasciamo che le 2, Cina e Russia, si mettano assieme
siamo stati un po' fessi. Questo lo dice Kissinger, è un ragazzo promettente, Kissinger. Allora, visto che siamo a Bergamo, voglio citare la San Pellegrino e la vecchia famiglia Mentasti, il cavaliere Bruno Mentasti, e il ruolo che ebbe a un certo punto quando fu proposto come, ed era governo Berlusconi, ed era gestione dell'ENI precedente all'attuale. Io sono interista, quindi mi diverto anche a ricordare che stiamo parlando di Scaroni. Comunque ci furono, diciamo, all'epoca questo progetto di integrazione, altri governi che non il tuo, precedenti al tuo secondo governo, cercarono di farlo appunto mettendo anche intermediari privati, e si parlò di affari, di arricchimenti importanti, tutte cose che non sono, diciamo, campate per aria, ma che sono scritte in quei rapporti delle ambasciate degli Stati Uniti a Roma, mandati a Washington, e che poi Wikileaks ci ha raccontato. C'era un forte sospetto da parte degli americani che l'Italia avesse una vocazione di stringere rapporti speciali con la Russia anche per interessi privati. Quando sei andato al governo tu, quell'affare Mentasti è stato immediatamente bloccato. Successivamente, diciamo, abbiamo avuto altre riprove, mentre il tuo collega cancelliere tedesco Schröder accettava di assumere la presidenza del gasdotto Nord Stream, hai rifiutato un'analoga proposta di Putin di assumere la presidenza di un progettato gasdotto South Stream. Quindi, diciamo, chiariti tutti i termini della questione, quanto la speranza di instaurare una relazione proficua ci ha portato anche a questa dipendenza energetica ed era un'illusione, e quanto invece dove abbiamo fallito, se era una possibilità. Ma lì c'è stato, no, teniamoci, che poi la verità va detta, quando si analizzavano gli esperti internazionali o nazionali e si diceva, premesso, scusate, una volta che il paese ha deciso no al nucleare, no al gas nostrano, quindi dobbiamo dipendere dal gas straniero, la mia domanda era, visto che dobbiamo dipendere dai lazzaroni, cerchiamo di dipendere da molti lazzaroni, che è una logica abbastanza e gli analisti tutti mi dicevano attenzione, il rischio dell'Algeria, il rischio della Libia, la Unione Sovietica e poi Russia non hanno mai dato alcun rischio, e questo era anche una spinta soprattutto tedesca, perché poi vollero che i gasdotti direttamente arrivassero dalla Russia all'Ucraina. Quella è una delle altre chiavi importanti. Quando ormai non contavo più nulla ovviamente, ma scrissi proprio per la mia esperienza che avevo avuto qui, perché la storia del gas è una storia vecchia, e da Presidente della Commissione Europea sono dovuto andare 2 volte a Kiev con la riunione del Consiglio dei Ministri perché rubavano il gas. Proprio il gas non è che lo rubavano, lo possiamo rubare ognuno di voi, no? Bisogna chiudere il tubo, poi dopo saldare, mettere il decompressore. Vuol dire che il governo ucraino in quel momento aveva allora io proposi nel 2015, qui c'è un dramma fra i 2 paesi, facciamo l'unica cosa da fare è un consorzio per i tubi del gas, un terzo russo, un terzo europeo, un terzo ucraino. Così noi diamo la sicurezza ai russi e la sicurezza a noi di avere il rifornimento. Non accettarono, cioè una cosa non fu neanche per l'illustrazione, anche perché non contava nulla, ma reagirono su questo sia i tedeschi che i russi, proprio perché la Germania aveva tutto il discorso del Nord Stream 1, a cui vollero
affiancare il Nord Stream 2, cioè un rapporto diretto fra la Russia e la Germania. Quindi lì è stata una scelta che si fondava su tutti questi elementi che poi, quando è venuto lo scontro, si sono dimostrati elementi di debolezza, mentre la Germania li poneva come elementi di forza per avere il gas a basso prezzo, che era quello che era stato ottenuto. Ecco, molto complessa questa storia, no? Poi c'è l'incredibile criminale guerra in cui io vi ho detto prima con la massima sincerità, avrei scommesso che non la facesse, che non la facevano, perché non aveva senso, perché perfino quando cominciò la guerra io chiesi agli esperti militari, no? Quello che era stato il mio responsabile militare al governo, altri generali, ma spiegatemi voi. E tutti mi hanno detto, nei nostri manuali per occupare l'Ucraina ci vogliono 500.000 persone e ne ha mandati poco più di 100.000, vedrai che tornerai indietro. Invece non è stato così, quindi anche gli esperti si sbagliavano e probabilmente... Lasciami fare un inciso sugli esperti, perché io ho un po' il dente avvelenato in questo periodo sugli esperti militari e sugli studiosi di geopolitica, che non tengono mai conto della storia e non tengono quasi mai conto della volontà dei popoli che sono coinvolti in queste storie. La guerra in quelle terre va avanti da secoli. Quelle terre non hanno confini definiti da secoli. È dal 1917 che è diventata lacerante il confronto con il mondo russo. Ci sono stati trapianti di popolazioni, interventi di ingegneria etnica, carestie, che, come dire, che spiegano una volontà di combattersi terribile. Allora, io ritengo che la follia... Scusami, anche la controffensiva di questi giorni ucraina ti dice qualche cosa che era considerato imprevedibile, ma che quando si confrontano un esercito appoggiato dalla popolazione, con invece dei soldati che arrivano dalle province più sperdute e non sanno nemmeno perché combattono. È quello che dicevano i miei esperti. Dicevano ci vogliono 500.000 soldati. Allora, perché un uomo terribilmente razionale come Putin ha fatto questo? Vabbè, prima di tutto perché quando tu hai un potere assoluto, i tuoi consiglieri ti raccontano sempre delle balle, perché devono salvaguardare la loro vita. Allora, lui ha fatto questa considerazione. Il suo obiettivo è la Russia dello zar, come abbiamo detto prima. Non ha calcolato che nel 1917, per citare quello che hai detto tu, la Russia aveva 176.000 milioni di abitanti ed era un decimo dell'umanità. Oggi ha 146 milioni di abitanti ed è un cinquantesimo dell'umanità. E lui ha fatto questo primo calcolo. E il secondo calcolo era che gli ucraini l'abbracciavano, secondo me. E che quantomeno i russofoni sarebbero stati dalla sua parte. Ma secondo me pensava anche che gli ucraini abbracciavano il dittatore, cioè colui che ha potere assoluto. E attenzione che è dittatura anche la Cina, ma in Cina ci sono 7 personaggi per cui la rinomina di Xi, che adesso si fa presidente a vita sostanzialmente, però deve essere nominato fra un mese, giusto fra un mese oggi c'è la nomina. C'ha sempre un minimo di dialettica. Putin non ha nessuna dialettica. C'è il Parlamento, in teoria ha un Parlamento, il Parlamento ne posso dare di prova quando Presidente della Commissione firmava il protocollo di Kyoto, che è stato il primo documento sull'ambiente del mondo. Abbiamo faticato davanti perché c'erano contro Stati Uniti e Cina.
Allora, mi occorreva una firma di tutti i paesi e l'ultimo decisivo era quello russo. Allora, da Putin mi ha detto, ma Vladimir, ti conviene, fai bella figura. Lui mi risponde, non posso, sai, perché ho la Duma. E a me cosa è successo? Mi sono scappato da ridere. Lui mi ha guardato e mi ha detto, allora firmo. Quindi questo è il Parlamento, e ha firmato. Cioè era già nel 2004 potere sostanzialmente assoluto. E questi sono i Però tu mi hai raccontato, e credo che possa interessare tutti, che di fronte all'ipotesi di una associazione dell'Ucraina all'Unione Europea, lui non reagiva con la medesima, aggressività, non avvertiva il senso di minaccia che invece gli è derivato dall'ipotesi che la NATO entrasse. Il suo problema era la NATO, sì, il suo problema era la NATO, ma perché erano momenti in cui c'erano investimenti tedeschi in Russia impressionanti, c'era alla conferenza stampa che dicevo prima, è finita dicendo, vabbè, non sarete mai membri dell'Unione Europea, ma noi comportiamoci come whisky e soda. E l'obiezione di Putin dice, no, vodka e caviale, ma non c'era questo. E anche l'occupazione della Crimea nel 2014 deriva dal terrore di perdere le basi navali che gli consentivano, un controllo sul fronte sud e sul Mar Nero. Certo, quello fu il primo allarme grosso però, l'occupazione della Crimea fu il primo allarme grosso per l'Occidente, ma anche se la Crimea era passata amministrativamente all'Ucraina solo nel 1954, quando Khrushchev, che era ucraino, insomma è come se Cortina passa alla provincia di Bolzano, come sempre voglio fare in questi giorni, quindi è una cosa molto... Si narra che quella concessione, cioè far entrare la Crimea nella Repubblica Ucraina, fosse anche una forma di risarcimento che l'ex segretario del Partito Comunista dell'Ucraina, Khrushchev, faceva a un paese nel quale aveva represso sanguinosamente il nazionalismo. Certo, venuto segretario generale a Mosca. Era una specie di mediazione, insomma. Ecco, però questo è stato il primo allarme serio dell'Occidente, perché è la prima mossa militare che è stata fatta, cioè prima la Cecenia. Senti, adesso è un po' che stiamo parlando di mosse militari, di dinamiche di potenze minacciose, anche perché potenze nucleari, come sappiamo, è stata persino evocata questa minaccia nei mesi scorsi. E allora consentimi a questo punto della nostra conversazione di tornare all'Unione Europea e di dirti che sono rimasto insoddisfatto dalla risposta sbrigativa che hai dato alla mia prima domanda, perché non hai tenuto conto dell'aggettivo. Quando io ti chiedevo, nel futuro è pensabile che l'Europa possa essere una superpotenza economica senza essere anche una superpotenza militare? Perché oggi... Sì, può essere, rispondo con la massima sincerità, non è necessariamente l'Europa per contare nel mondo una superpotenza militare, ma almeno per fare una grande politica regionale, sì. Cioè è intollerabile che, premesso, sapendo che la Sardegna è più vicina alla Libia che all'Italia, che in Libia comandino la Turchia e la Russia, quando la Russia è l'80% del prodotto lordo italiano e la Turchia l'80% del prodotto lordo spagnolo. Cioè proprio qui vuol dire nemmeno far rispettare quell'autonomia. E come concepisco io il nostro rapporto con la NATO? Cioè io sono per la NATO, ma una NATO in cui tu hai una forza, una capacità politica
di farti rispettare e di poter dialogare. Allora, questo è un punto cruciale. Questo è il punto. Un punto cruciale sul quale credo tu debba articolare il ragionamento, perché così come più volte tu ci hai raccontato come divergono in campo energetico gli interessi degli Stati Uniti da quelli degli europei, è evidente adesso. Adesso non si vede, basta vedere quanto costa il gas negli Stati Uniti e quanto costa il gas. Dopo della 90, oggi sul Financial Times, proprio lo leggevo oggi pomeriggio sul Financial Times, c'era un pronunciamento dei petrolieri americani, quelli degli shale, del gas, che dicevano: ma in fondo poi noi non possiamo produrre un metro cubo di gas o un barile di petrolio in più di quello di oggi, poi se il petrolio andrà a 120 euro invece di 100, per noi poi non è un problema. Quindi confermo, proprio citando il Financial Times, quello che tu stai dicendo. L'America in questo momento è fortissima economicamente, poi ha di fronte un calo che sarà il calo di tutto il mondo, ma in termini relativi, ma qui scusate, faccio una parentesi, guardate che il problema grosso futuro della politica estera mondiale è questo, che la Cina è obbligata a una politica estera di continuità e gli Stati Uniti no. Mi spiego. La Cina ha 1 miliardo e 400 milioni di abitanti, cioè è il 20% della popolazione mondiale, e c'ha il 6-7% delle terre coltivabili. Finché morivano di fame andava tutto bene. Adesso che la più grande potenza industriale del mondo mangiano e consumano tanta energia, è obbligata, non avendo cibo, non avendo energia, non avendo materie prime, avere la politica estera che tu descrivevi. Dove la trova queste materie prime? In Africa e in America Latina. Gli Stati Uniti hanno ogni ben di Dio, esportano cibo, hanno l'energia come dicevamo prima, e materie prime le importano, le esportano. Allora la politica estera americana varia profondamente a seconda del momento politico, cioè c'è il momento di Bush che vuole fare il poliziotto del mondo, no? Che dice Pax Americana, segue quello che scriveva lo scienziato, il politologo, la pace perpetua, no? Il secolo. Ma ancora più di recente, ci ritiriamo dalla Siria, ci ritiriamo dall'Afghanistan, invece sull'Ucraina altro il contrario. Allora, però, questa politica varia continuamente, cioè si fa la guerra in Iraq, poi il Senato e la Camera non sopportano più il ritorno dei ragazzi morti. E allora la politica ci chiudiamo dentro. Tu hai tutte queste ondate nella storia. La guerra d'Indocina. Ma scusami, l'hai impostata bene. Possiamo ragionare. Mentre la Cina è terribilmente continua nella sua politica estera. Mettici l'Europa, Romano, perché forse grazie all'impostazione che hai dato possiamo ragionare senza beccarci subito l'accusa di anti-americanismo o di essere putiniani, che chi lo vuole pensare lo pensa. Ma qui stiamo razionalmente valutando se ci siano questioni strategiche nelle quali gli interessi degli europei non coincidono con quelli degli americani, e non è più sufficiente la retorica del mondo libero, no? Che è ereditata dalla guerra fredda, per cui noi siamo le democrazie contro i totalitarismi, anche perché ti fanno subito notare che forse Erdogan, che non è proprio baluardo delle democrazie, e che forse accettare il suo ricatto per escludere il veto all'ingresso nella NATO di Svezia e Finlandia, che è sostanzialmente quello di togliere il diritto d'asilo ai curdi, non è qualcosa di cui possiamo vantarci. Ma insomma ci sono delle diversità, delle divergenze.
quando si parla di politiche di riarmo o della necessità che anche l'Unione Europea, che anche gli Stati europei abbiano una capacità, come si dice, di deterrenza, di farsi rispettare. Adesso i confini, che siano quelli della costa sud del Mediterraneo o che siano oggi quelli con la Russia. Non stiamo parlando semplicemente del rafforzamento della NATO che chiede a tutti gli Stati di spendere di più, di investire di più in armamenti e poi decidiamo noi. Allora, guarda, io ritengo la solidarietà delle democrazie importantissima, però l'Europa non riesce a farsi vedere se è divisa, perché è chiaro che gli americani tendono a frammentare l'Europa. Quindi io concepisco un'alleanza atlantica in cui un'Europa fa valere i propri interessi nella comune difesa dei principi di democrazia, che sono ancora di un'importanza enorme. Io, come dicevo prima, sono spaventato dell'aumento dell'autoritarismo nel mondo e sono ancora più spaventato adesso quando vedo che noi ci frammentiamo, no? Faccio esempi molto pratici. Negli ultimi mesi il presidente cinese ha proibito le scommesse per rete. I videogiochi ai minorenni. Ma non è quello che i nostri genitori fanno. Ha preso l'Amazon cinese, che si chiama Alibaba, che è di proprietà di un signore che si chiama Jack Ma, e non solo gli ha dato 10 miliardi di multa per eccesso di potere, quello gli paga così, ma l'ha messo 3 mesi in albergo per meditare, e questi sono sistemi che non amo e non amiamo. Però gli ha fatto vendere la sua ala finanziaria, che si chiama Alipay, in modo che non diventasse dominante del paese. Attenzione, che queste sono cose che erano carissime per la democrazia di un tempo. Perché io, quando ho studiato antitrust 50 anni fa, ho cominciato, noi dicevamo che le imprese non potevano dominare sui governi, e allora si puniva l'abuso del potere e poi si arrivò anche a punire quella che si chiamava la grandezza di per sé, quando si divise la TNT americana. E perché il paese democratico americano diceva no, questo è pericoloso per la nostra democrazia, per gli equilibri. Oggi non c'è più nulla di simile nel mondo occidentale. Google, Apple, negli Stati Uniti, Alibaba in Cina, Amazon, questi ormai non hanno limiti nel loro potere. E quando io parlavo proprio con i miei colleghi americani dell'antitrust 50 anni fa, dicevo, ma cosa è successo che studiavamo insieme queste cose? E questi mi dicono, sai, è cambiato tutto il mondo. Noi avevamo l'appoggio politico perché questi aumentavano il prezzo dei telefoni, delle ferrovie, del petrolio. Qui arriva gratis ai nostri figli il telefonino a casa con ogni ben di Dio, perché pagano in altro modo. Qual è il parlamentare che si erge contro questo strapotere delle imprese? Non esiste più. Allora vedete che questi cambiamenti cambiano a fondo lo spirito della nostra democrazia. Qui stai aprendo una pagina affascinante per la quale soltanto i superficiali. Ma l'Europa non ha niente di questo. Sulle 20 imprese a reti del mondo ce n'è una europea ed è 19esima. Avete capito? Quando io dico che sono americani e cinesi che comandano. Fammi tornare all'Europa. Dopo aver precisato che il discorso interessantissimo che Romano Prodi ci ha appena fatto non è il discorso di un filo cinese, è il discorso di uno che ci fa capire perché la visione cinese oggi
ha una capacità di penetrazione terribile, penetrazione formidabile. Persino la questione che ponevo io, il divieto dell'uso dei videogiochi ai bambini se non per alcune ore nel fine settimana è sicuramente la visione di uno Stato autoritario che si sostituisce ai codici educativi delle famiglie, ma che affronta una problematica. Noi non lo possiamo fare. Una delle nostre famiglie averne come proprio, noi non lo faremo mai per legge, però il problema esiste, è ovvio. Però detto questo, io ti voglio riportare a come l'Europa, come i paesi dell'Unione Europea potrebbero eventualmente pesare di più anche all'interno dell'alleanza militare. Perché noi ricordiamo un po' di cose, lasciami dire che soltanto 2 anni fa Macron dichiarava la morte cerebrale della NATO. Si dice in inglese al se sbagliere. Però l'estate scorsa, a Ferragosto, quando abbiamo visto le scene degli aerei che partivano dall'aeroporto di Kabul con i poveretti aggrappati ai carrelli, abbiamo pensato anche noi che la NATO aveva dato il messaggio che nessuno poteva più fidarsi di essere difeso da questa alleanza militare. Quando il 24 febbraio Putin ha fatto quello che quasi nessuno si aspettava, tu hai avuto l'onestà di riconoscere che non avresti mai pensato, tantomeno, abbiamo visto succedere alcune cose. Abbiamo visto il cancelliere Scholz bloccare il Nord Stream 2 e dichiarare appunto uno stanziamento di 100 miliardi di euro in investimenti bellici di natura militare, cosa senza precedenti nella storia della Germania dopo la seconda guerra mondiale. Abbiamo sentito perfino qualcuno in Francia ipotizzare l'eventualità di condividere l'arma nucleare che la Francia detiene con il partner tedesco e quindi di immaginare che potesse prendere forma un corpo di difesa europeo che ha l'atomica, che ha i soldi della Germania e che diventa una forza di deterrenza rispettabile. È questo uno scenario fantascientifico? Posso essere brutale, è indispensabile, perché se no, tu hai già citato il dato, guardate, il Next Generation, cioè l'accordo sulla condivisione del debito, è stato guidato dalla Germania, che prima era ostile. Quali sono le ragioni? 3. Prima di tutto il Covid, è venuta una roba che era come la grandine, non si poteva dare la colpa agli italiani o ai greci. Secondo, la Brexit, con gli inglesi dentro non si faceva nessuna solidarietà neanche a morire. E a me è dispiaciuta la Brexit, ve lo dico sinceramente. Però il concetto di Europa dei britannici era ed è completamente diverso, e loro erano la guida intellettuale degli anti-europei come guida politica intelligente. Ma la terza ragione è che i tedeschi si sono accorti che anche la grande Germania senza l'Europa non poteva funzionare. Cioè, l'ultimo giorno, proprio il giorno prima del Covid, ero in visita agli stabilimenti Audi in Baviera, erano fermi perché non arrivavano i motori per lo sciopero dall'Ungheria, per un guasto dall'Ungheria. Questo tedeschi. Allora, però, si sono limitati finora a dominare nell'economia. Ricordatevi che se la stessa cosa avviene nell'esercito, dopo l'Europa non l'abbiamo più. Non che io non mi fidi della democrazia tedesca, che è più robusta della nostra, secondo me, ma quando tu hai un paese dominante in tutto, difficilmente tu hai l'equilibrio, no? La più bella definizione di Europa che ho sentito in vita mia era il Parlamento rumeno, pensate.
quando iniziarono i negoziati, no? Tutti i partiti hanno detto i loro pareri in favore dell'Europa, poi si è alzato un omone con una bella barba, no? Che si è definito membro della minoranza non ungherese del Parlamento rumeno. Pensate alla complicazione dell'Europa, e ha fatto un meraviglioso discorso in favore dell'Europa. E gli ho chiesto: ma come mai? E dice: perché io sono membro di una famiglia di una minoranza, mio nonno è stato ucciso perché è membro di una minoranza, mio papà è esiliato, io voglio che il mio paese... Tutti noi membri di minoranze ci sentiamo rassicurati che nel nostro passaporto c'è scritto anche Unione Europea e non solo lo Stato. E lui concluse il suo discorso con la più bella definizione di Europa che ho mai sentito: io voglio che il mio paese entri in Europa perché l'Europa è un'unione di minoranze, Union of Minorities. Bellissima. Allora, se noi non facciamo subito l'esercito europeo, lo fa la Germania, lo fa con gli altri, ma è talmente forte l'aumento di bilancio. Guardate che in questo momento poi i bilanci sono relativi, ma il bilancio, no, in questo momento, fra 3 anni, cioè con le decisioni prese, il bilancio della difesa germanica diventerà 2 volte mezzo di quello russo. Anche perché tu sei economista, nei periodi di crisi e di guerre, dentro la spesa militare, gli storici dell'economia parlano di crescita del comparto militare industriale. Allora affermiamo il sistema economico in modo operativo. Qual è l'unico modo di uscire? Quello che vi ho accennato. È la Francia che deve prendere l'iniziativa, perché ha ancora l'arma nucleare e soprattutto il diritto di veto al Consiglio di sicurezza. O la Francia mette questo a servizio dell'Europa o il completamento diventa difficile. Vedi, perché nel frattempo possibilità che Macron prenda questa linea? Sarebbe una rottura culturale del gollismo clamoroso. Infatti è la Francia che ha votato contro la Costituzione europea. Però vedi, la Francia assiste per ora, senza ammetterlo, alla dissoluzione del suo impero. Cioè, state attenti, perché in Africa, allora, Libia metà è russa, in Mali, in cui tutto era francese. Quando ero delegato dell'ONU in Mali, dalle toilette all'università era tutto francese. Oggi 1000 mercenari russi hanno cacciato via i francesi e tu hai la bandiera russa nel governo. Burkina Faso la stessa cosa, nord del Sudan un presidio, nord di Mozambico, Centrafrica. Ecco, allora voglio dire, ci sarà qualcuno in Francia che interpreta la storia e capisca quello che poi ha fatto uscire la Gran Bretagna dall'Europa, cioè il governare, gli ex imperi governano con lo specchietto retrovisore, è come se guidassero con lo specchietto retrovisore e vanno a sbattere. Allora la Brexit è uscita, la Francia o fa questo grande atto e sarà costretta dalla storia, oppure adagio adagio diventa la Germania egemone in Europa. E ripeto, non ho nessuna paura della democrazia tedesca, anzi è molto radicata, molto forte. Però i dati di fatto guidano a una struttura egemonica che non è opportuna, perché io concepisco l'Europa come un'unione di minoranze. A questo punto però ti chiedo di fare uno sforzo di immaginazione e di pensare che seduto a questo tavolo insieme a noi c'è un terzo ospite che è un affezionatissimo frequentatore di molte fedi. Ci ho fatto diversi dialoghi con lui, è padre spirituale delle Acli di Daniele Rocchetti, e tu lo conosci benissimo perché è il nostro comune amico Giovanni Nicolini. Giovanni, mentre tu parli della necessità dell'esercito europeo che invece accuratamente ti ripropone
discorso di Papa Francesco che dice una follia questa corsa agli armamenti, è un crimine il commercio delle armi che dilaga nel pianeta, e ti devi confrontare con questo punto di vista. Lo consideri semplicemente il punto di vista di ingenui sognatori, di nobili ma diciamo irenici, uomini di fede che non sanno misurarsi con la realtà contemporanea, oppure si possono contemperare le due visioni? Scendo più nello specifico, dire che l'Europa deve darsi un corpo comune di difesa e quindi anche una integrazione degli strumenti di difesa militare implica necessariamente un forte aumento di budget come si sta prefigurando attualmente. A parte la piccola truffa, perché proprio lì è proprio una cosa da il gioco delle tre carte, di quelli che dicono dobbiamo aumentare le spese militari perché dobbiamo aiutare gli ucraini, non c'entra niente, i rifornimenti bellici agli ucraini, che io personalmente con molta esitazione ma ho ritenuto opportuni e necessari, e credo che il popolo che si difende vada aiutato, non implicano miliardi di investimenti in strumenti di difesa come quelli che citava Rocchetti, sono in discussione in questi giorni alla Commissione Difesa del Senato, nonostante che il governo sia in carica solo per gli affari correnti. Pare che questo sia un affare corrente perché ce l'ha chiesto la Nato. Qui, come dire, è inevitabile che si apra, ho detto una stupidaggine, che continui, perché era già in corso, prima che cominciasse la guerra in Ucraina, un fortissimo incremento delle spese militari. Chiariamo le cose. Prima di tutto, un esercito europeo costerebbe non certo di più con la stessa capacità di difesa. Gli esperti vi rispondono: abbiamo 17 tipi di carri armati diversi, di munizioni, eccetera, e se le mettessimo assieme con la stessa spesa abbiamo una capacità di difesa enormemente più elevata. Quindi non mettiamo assieme i due problemi. Voglio dire, affidare tutta la nostra difesa ad altri vuol dire affidare tutta la nostra difesa ad altri. Questo è il problema, no? Che era quel politico americano che dice: no, non era americano, io offro sempre la mano destra, ma sulla sinistra tengo un robusto bastone dietro la schiena, cioè non necessariamente questo implica la corsa agli armamenti, implica però, per me è inconcepibile che in Libia abbiamo la situazione che ho descritto prima, perché è a rischio tutta la nostra costruzione, eccetera, e quindi un problema serio di difesa io lo pongo, e vedo che se non si fa un esercito europeo, la spesa diventerà ancora più forte, come sta dimostrando. Questo mi sembra un punto decisivo. Come sta dimostrando la Germania. Ma la Germania, ripeto, avrà un bilancio militare 2 volte meglio di quello russo. Ma dico, ma 100 miliardi di euro sul tavolo e 80 miliardi all'anno di bilancio della difesa. Dico, ma siamo su cifre. Nella Germania di Scholz però c'è come dire, un dosaggio di spinte dell'acceleratore e di frenate continue come dire, però l'hanno approvato tutti. Sì. Anche l'opposizione ha approvato i 100 miliardi, stiamo attenti. Ma mi interessa un tuo giudizio su questo cancelliere nuovo che spesso viene liquidato come una figura fragile, incerta. L'abbiamo visto prendere posizione immediata dopo l'invasione dell'Ucraina, ma poi essere molto prudente nei rifornimenti militari a Kiev, tanto da suscitare le proteste di Zelensky. Poi ho fatto un discorso a Praga estremamente interessante, ma perché questo
è un po' lo strano giudizio sulla Germania, no? Io ho vissuto quando fu nominato Kohl, dicevano che era un inculto, un po' robetta. La Merkel doveva essere una pezza da piedi, secondo quelli che la giudicavano all'inizio, e si sono dimostrati invece cancellieri di una forza enorme, non solo per la Germania, ma nel contesto mondiale. Allora, attenzione che, vedi, la differenza della Germania è che per fare la coalizione, anche loro ne hanno bisogno, ci scrivono su 100 pagine e poi le rispettano. Io ne ho scritte 300 e tutti mi ridevano perché era troppo lunga e non l'hanno rispettata. Questa è la differenza fondamentale, perché in una democrazia pluralistica il problema delle coalizioni diventa un problema formidabile, e mi ha impressionato come in Germania questo aumento di spesa militare sia stato approvato da tutto il Parlamento, escluso l'estrema destra e l'estremo sistema. Piccole dosi di parlamentari. Allora ci avviamo verso la conclusione. Siamo stati molto disordinati e me ne scuso, ma però ci siamo divertiti. Io tantissimo e ho imparato un sacco di cose. Anche le biografie, le storie personali, nello strappo che dopo la caduta del muro di Berlino ha portato alla riunificazione della Germania e poi al progetto dell'euro, le figure di Mitterrand e di Kohl sono state fondamentali, diciamo un patto di fiducia tra questi due uomini che infatti passeranno alla storia. Adesso non ti chiedo di dare giudizi di natura personale su Macron e su Scholz, ma sono due eletti da poco, sono due in carica nella pienezza dei loro poteri per i prossimi anni, ed è nel giro di 2 o 3 anni, non di più, che si capirà se questo processo di integrazione e di maggiore autonomia, pur nell'ambito delle alleanze internazionali, procede o meno. E poi c'è l'Italia, e qui abbiamo l'embargo assoluto, guai a parlarne, insomma il terzo protagonista sarà anche l'altro grande paese, poi c'è la Spagna. È difficile darti una risposta, perché Macron è sempre incerto, no? Cioè sempre incerto, fa dei discorsi molto belli, programmati, e poi gli manca sempre la forza politica di metterli in porto, perché prendiamo i discorsi, sono belli, vabbè, che sempre ricordi personali quando disse al presidente francese Chirac, che aveva fatto un magnifico discorso a favore dell'Europa, mi disse: Romano Sevre, bel discorso, le discute. Però bisogna vedere se ci sarà qualcosa che li costringe a fare un salto in avanti. Io prima ti ho elencato la crisi di quello che è l'impero francese e come finisce questo discorso di Ucraina. Questi sono... E poi c'è anche una crisi dell'economia tedesca seria, no? Ma questa, secondo me, c'è una crisi dell'economia mondiale. Cioè, quando abbiamo l'inflazione al 9%, si deve prendere il freno. Non c'è mica qui a Bergamo, dove si fabbricano i migliori freni del mondo, andiamo benissimo, insomma, no? Però, dico, quindi anche gli Stati Uniti avranno un bel problema, perché avremo un autunno difficile poter reggere un equilibrio con un'inflazione del 9% e un avvenire non certo e con l'aumento dei tassi di interesse. Devi però mettere un conto, perché di questo credo possiamo parlare anche a proposito dell'esito delle elezioni italiane senza entrare nel merito. No, volevo parlare prima dell'Italia. Stiamo attenti, che questo l'ho imparato, che è vero che il motore su Francia e Germania
ma non c'è stata nessuna grande decisione europea senza un deciso apporto dell'Italia. Cioè, quando dicevano non c'è l'Europa senza l'Italia, vi posso assicurare che è vero, ma proprio mi si ricordava una persona che in Italia abbiamo tutti dimenticato, un commissario che si chiamava Natali, non lo ricordo nessuno, e mi diceva appunto Delors, diceva Chirac, quando arrivò alla commissione, questo abruzzese con scarsità di conoscenza di lingue, sembrava, dice, dopo 3 mesi non si prendeva una decisione se non si chiedeva il parere a Natali, perché rappresentava una politica complessa, un grande paese, e quindi non sottovalutiamo il ruolo di bilanciamento dell'Italia, e secondo me dovrebbe essere più attivo. Allora, un conto, tu ci hai descritto questa sera 2 diverse visioni di Europa, perché una è quella che porta a una forte integrazione politica e addirittura militare. Che è l'unica, è una sola. C'è chi le contrappone invece l'idea dell'Europa delle nazioni sovrane, che ciascuna per il proprio conto, come dire, si confederano, non rompono la cornice, ma ciascuna persegue i propri interessi nazionali. Nei comizi in questi giorni sentiamo dire: è finita la pacchia in cui soltanto la Germania e la Francia o l'Olanda perseguono il loro interesse e noi italiani zitti. D'ora in avanti anche noi alzeremo la voce, e quindi senza i toni di Orban, ma si dice: vogliamo che le leggi della nostra nazione prevalgano sulle normative europee. Fino ad oggi la politica dell'energia è stata così. Abbiamo visto i risultati. Perfino nell'ultima riunione a Bruxelles non c'è stato l'accordo. E con ciò siamo ancora in una situazione caotica dell'energia terribile. In tutti i campi ormai o noi decidiamo assieme con tutti i compromessi che bisogna fare quando si decide assieme, oppure semplicemente non contiamo nulla e semplicemente non prendiamo decisioni. Sull'energia non abbiamo preso decisioni perché non c'è un modo di voto della maggioranza obbligante per chi aderisce. Quindi in definitiva Romano Prodi dice basta con il potere di veto e con i voti all'unanimità, ma c'è una sola visione del futuro dell'Europa, non ce ne sono 2, non c'è l'alternativa tra un'Europa integrata politicamente, fiscalmente, militarmente e l'Europa delle nazioni sovrane. Quella di oggi è un residuo di nazioni sovrane che paralizzano le decisioni che dobbiamo prendere. Poi naturalmente attenzione, l'Europa non è un mostro. Quando parliamo sempre di sussidiarietà, non è una parola vuota. Tutto quello che può essere fatto a livello nazionale o a livello regionale deve essere fatto a livello nazionale e a livello regionale. Cioè i grandi bilanci per la politica sociale, l'Europa aiuta, eccetera. Ma come deve essere fatta la spesa sanitaria lo deve decidere un paese o la regione. Attenzione, noi abbiamo parlato oggi delle grandi decisioni che valgono solo a livello europeo, ma ci sono la scuola, le lingue, tutti questi aspetti qui sono nazionali, perché devono essere vicini alla gente. Ecco, invece chi descrive, chi vuole il nazionalismo assoluto, descrive l'Europa come un Moloch che proibisce queste cose. Stasera non abbiamo parlato, ma ripeto, una parola medievale di cui nessuno conosceva il significato e poco lo si conosce adesso. Sussidiarietà dice che le cose che possono funzionare a livello vicino al cittadino debbono essere vicino al cittadino. E in Italia questa la coscienza l'abbiamo, perché abbiamo un potere regionale che forse è anche troppo. Non apriamo questo capitolo e ringrazio molto tutti voi per l'attenzione con cui ci avete seguito. Daniele, lascio a te.